La svolta di Veneto Banca è fissata per lunedì prossimo dalle 11:30 nella Barchessa di Villa Loredan a Venegazzù. È lì che si riuniranno i nuovi soci, o per meglio dire, ci sarà l'incontro tra i soci storici e quelli che non sono riusciti a vendere le azioni con il rappresentante del Fondo Atlante, che detiene oltre il 90% della società. All'ordine del giorno l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione a guida Atlante, dove è stato già preannunciato non ci saranno né trevigiani né veneti. L'ennesimo capitolo di una vicenda dove i piccoli risparmiatori escono sempre più sconfitti. Perché stando agli analisti del settore, ora la strada è segnata: sparire dopo essere assorbita da una delle grandi banche. La logica è questa, allora, quando succedono questo tipo di valutazioni dove si fanno operazioni di aggiotaggio sulle azioni, quindi c'è una strategia a monte, l'azione costa molto poco, chiaramente verrà assorbita la banca da chi ha più interesse di andare a estendere il proprio sistema di business nel territorio, chiudendo e ottimizzando alcuni sportelli e rinforzando gli altri. Quindi molto probabilmente le due banche che sono dentro, che è l'IMI San Paolo e l'Unicredit, si spartiranno il sacchetto di Veneto Banca. Inevitabile nel corso dell'assemblea la discussione sulla validità o meno delle decisioni prese finora. In ballo infatti le azioni imposte con i finanziamenti potenzialmente illegali. Un teorema che potrebbe rimettere in discussione tutto, ad iniziare dal passaggio in SPA, secondo le associazioni legate ad Ontorta. Un'ipotesi che però gli esperti tendono a scartare. Non è così, perché sappiamo benissimo che la maggioranza è una maggioranza che è stata sottoscritta da investitori alti, e quindi ci sono altri soggetti. Gli azionisti, quelli chiamiamoli truffati, in realtà sono la minor parte del capitale della banca, per cui sicuramente la SPA rimane SPA. Il discorso per quanto riguarda i piccoli azionisti è che, perseguendo che loro non sono azionisti ma sono risparmiatori truffati, vogliono indietro il, diciamo, valore originale che hanno pagato per le azioni, ed è anche corretto.